Buonasera a questa conferenza, che è anche l'ultima conferenza del 2023, e finiamo con uno sguardo in un passato lontano, 2000 anni, ma anche presente, attuale, come ci spiegheranno i nostri conferenzieri che ci hanno gentilmente offerto di tenere questa relazione. Sergio Audano, qui alla mia destra, che è accademico della nostra accademia, coordinatore del centro di studi sulla fortuna dell'antico Emanuele Narducci. L'abbiamo già sentito parlare di Tacito qualche anno fa, in epoca di pandemia. Di Tacito ha curato un'edizione di quell'opera molto discussa, problematica, che si chiama La Germania. E ha scritto anche sulla fortuna moderna dei classici, in un libro che si chiama Da Virgilio a Marguerite Yourcenar, classici lettori di classici. E poi ci sono appunto le edizioni, sta preparando un'edizione delle Filippiche ciceroniane. È un amico che abita a Chiavari e che ci fa piacere di rivedere, di avere fra noi. E invece Elisa Romano viene dall'Università di Pavia, dove è ordinaria di filologia classica, ed è membro effettivo di un'altra nostra consorella accademia, l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Si è formata presso la Scuola Normale di Pisa e si è occupata da una parte della ricostruzione della storia della cultura romana in età tardo-repubblicana e augustea, dall'altro lato della tradizione dei testi scientifici e tecnici in lingua latina e della storia del pensiero scientifico greco-romano. Chiaramente l'argomento della nostra conferenza, Plinio il Vecchio, rientra in questo ambito di studi. La professoressa Elisa Romano, che è un grande piacere conoscere e avere fra di noi, ha pubblicato commenti a Orazio, le odi di Orazio, la monografia La capanna e il tempio, Vitruvio dell'architettura, e Medici e filosofi, letteratura medica e società alta imperiale. Insomma, abbiamo degli specialisti di vaglia che stasera ci riveleranno la modernità di qualcuno che già nel suo nome invece si definiva il vecchio, veniva definito il vecchio, penso, da quelli che hanno poi curato le sue opere. Plinio il Vecchio, 2000 anni di un sapere universale. Grazie, benvenuti e buon ascolto. Ecco, grazie. Io esprimo naturalmente il mio ringraziamento per essere qui con voi, anzi tra noi, visto che mi onoro di essere socio effettivo della classe di lettere. Esprimo un saluto molto particolare al nostro presidente, il professor Lorenzelli, al professor Pestarino e naturalmente all'amico Massimo Bacigalupo, ringraziando tutti per l'impegno veramente profuso in questi anni, e sono stati, lo sappiamo tutti, anni difficili. Abbiamo ricordato la pandemia e l'impegno profuso veramente da tutti gli esponenti della nostra accademia affinché la fiaccola del sapere non si spegnesse nemmeno in occasione di un evento così drammatico per la nostra umanità. Allora, quest'anno ricorre il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio. Mi permetto di iniziare con una boutade. Se per caso volessimo associare Plinio il Vecchio alla nostra accademia, in quale classe lo potremmo inserire? Nella classe di lettere o nella classe di scienze? Ecco, forse sarebbe uno dei casi in cui il candidato meriterebbe la palma di entrambe le classi. Non so se nella storia dell'Accademia questo sia successo, ma Plinio sicuramente meriterebbe questo onore. Naturalmente Plinio il Vecchio non può essere classificato come, virgolette, scienziato nell'accezione moderna galileiana del termine.
Naturalmente questo è un presupposto su cui la critica, che pure ha rivalutato notevolmente quest'autore, sottraendolo dal, per così dire, limbo nel quale era confinato, di essere solamente un raccoglitore di mirabilia, ecco, per quanto non sia affatto solamente un semplice compilatore, Plinio sicuramente non è classificabile come uno scienziato moderno, proprio perché mancano alcuni requisiti fondamentali a questa nozione, in modo particolare, come è stato ben messo in luce da Gianbiagio Conte nella premessa all'edizione Einaudi, manca soprattutto il livello di matematizzazione del sapere scientifico. Il sapere di Plinio è un altro e si colloca naturalmente in un ambito culturale che, come vedremo, afferisce alla dimensione dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo tipico della letteratura di età imperiale, soprattutto del primo secolo d.C. Allora, per presentare la figura, noi con la professoressa Elisa Romana, a cui rivolgo anche qui un ringraziamento sincero per essere con noi, ci siamo un po' divisi i compiti. La professoressa è un'esperta in particolare appunto della dimensione scientifica e la letteratura latina, e quindi a lei il compito in particolare di riflettere su alcuni aspetti relativi a questo ambito, a me invece il compito di presentare più in generale la figura di Plinio sotto alcune coordinate più di carattere storico-culturale e letterario. Allora, giustamente il professor Bacigalupo diceva: perché Plinio il Vecchio? Perché esiste anche Plinio il Giovane, che era suo nipote e suo figlio adottivo, il quale ci fornisce numerose notizie sulla biografia, ma non solo sulla biografia in senso stretto dello zio, ma anche sul suo modus operandi, sulla sua produzione letteraria, che era notevole e è andata in gran parte perduta, e anche sulla sua morte avvenuta in occasione dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Tra l'altro, come sicuramente saprete, è aperto una questione vexatissima relativa alla esatta datazione di questa eruzione. Plinio ci fornisce la data di agosto, tra la notte tra il 24 e il 25 di agosto del 79. Alcuni nuovi accertamenti archeologici sposterebbero l'eruzione da agosto a ottobre, ma la tesi pliniana è stata ricontrobattuta su fondamenti anche qui soprattutto di natura chimica, scientifica, applicata a dei reperti archeologici, e come spesso capita nelle discipline umanistiche, la questione resta naturalmente aperta. Plinio il Giovane vive, come sappiamo, tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo d.C. È autore di un'importante raccolta di lettere, di un epistolario, e in alcune lettere, ripeto, parla dello zio, in particolare in 3, o meglio in 2, e in una è sottesa la sua figura. La prima di cui parliamo è l'epistola quinta del terzo libro, indirizzata a Bebio Macro. Bebio Macro era uno dei tanti magistrati romani, curator della Via Appia, era stato governatore dell'Hispania Betica, conclude la sua carriera come prefectus urbi. Sappiamo che è stato anche patronus di Marziale, e quindi alcuni epigrammi di Marziale ci forniscono notizie interessanti su di lui. Allora, in questa lettera Plinio fa il catalogo delle opere dello zio, che appunto erano lette da Bebio Macro, e lo scopo di Plinio, come dice, è quello di fare un catalogo, ma non solo una semplice rassegna. Questa informazione è anche preziosa perché ci fornisce le coordinate cronologiche che hanno determinato appunto la produzione di Plinio il Vecchio.
Come vedete si tratta di opere che spaziano appunto da scritti tecnici come del lanciare a cavallo a scritti biografici con ogni probabilità di carattere anche celebrativo, come quello della vita dell'amico Pomponio II. Molto importanti sono state i 20 libri delle guerre di Germania, guerra a cui lo stesso Plinio aveva partecipato, che ovviamente non sono giunte, come praticamente non è giunto nulla se non appunto la Naturalis Historia di cui andremo a parlare, ma che sono sicuramente state utilizzate da Tacito appunto sia per la Germania sia con ogni probabilità per parlare delle guerre tra Romani e Germani, in particolare nelle storie. Poi interessante in questo catalogo questo dei dubbi di lingua latina, libri 8, scritti sotto Nerone negli ultimi anni, e qui questo inciso è particolarmente significativo, visto che la schiavitù aveva reso pericoloso ogni genere di studi un po' più indipendente e dignitoso. Plinio il Giovane sapeva di cosa parlava perché scrive dopo gli anni della tirannide di Domiziano, che viene ucciso nel 96, e naturalmente Nerone resta l'archetipo del tiranno, e questo allude anche a un controllo chiaramente della produzione letteraria e di tutte le forme di produzione artistica che erano in qualche modo sottoposte a un controllo del princeps, e di conseguenza anche Plinio si adattava a non trattare temi impegnati ma a soffermarsi su temi di carattere più erudito. Poi c'è un'opera storica dalla conclusione di Aufidio Basso. Aufidio Basso era uno storico citato da Seneca, il quale avrebbe, dalle poche notizie che noi abbiamo, in particolare Quintiliano che ce le fornisce, continuato l'opera storica di Tito Livio, che come sappiamo si interrompeva nel 9 a.C. e l'avrebbe portata a termine sino all'età di Tiberio o, secondo altri, fino al tempo di Caligola. E anche di quest'opera alcuni studiosi hanno ritenuto che possa essere rubricata, ma ovviamente siamo nel campo delle mere ipotesi, tra le fonti utilizzate poi da Tacito. In ogni caso è interessante notare l'interesse per la storia contemporanea. Questo è un punto molto interessante che si colloca, come vedremo, in una scelta letteraria tipica proprio del primo secolo d.C. Ed ecco arrivati alla nostra opera, 37 libri di ricerche sulla natura, Naturae Historiarum Triginta Septem, opera vasta, ricca di informazioni, né meno varia, e questo ci interessa molto di questo giudizio, della natura stessa. Il che vuol dire che la stessa opera letteraria nella sua dimensione, questo è proprio un giudizio di merito, di valore che Plinio il Giovane dà dell'opera, dell'opus magnum dello zio, quest'opera nella sua varietas, nella sua poichilia, nel suo presentarsi come ricca di informazioni anche tra loro accumulate e spesso appunto con una intensità notevole di dati minuziosi e delle volte anche per così dire eccessivamente dettagliati, ecco, è come se idealmente rappresentasse la varietà della natura stessa, ci fosse una sorta di proiezione della natura in questa composizione molteplice e variegata come appunto la Naturalis Historia, che, e anche qui uso una celebre definizione di Gian Biagio Conte, ha l'obiettivo di rappresentare un inventario del mondo, cioè di sintetizzare tutte le conoscenze possibili del tempo. Questa tendenza a un sapere diffuso, ecco, usiamo un po' un termine del nostro linguaggio, e soprattutto a una possiamo dire tendenza a mettere insieme conoscenze e saperi diversi, rientra anche questo all'interno di un fenomeno tipico del primo secolo d.C. Ci sono anche esempi di età tiberiana, quindi di qualche decennio prima, a iniziare dai Memorabilia di Valerio Massimo, un'opera che raccoglie gli aneddoti sia latini sia stranieri celebri raccolti sotto una dimensione tematica, opera utilizzata anche dallo stesso Plinio. Naturalmente c'è da chiedersi
il perché di queste operazioni. Una risposta possibile ce la può dare proprio anche il tipo di lettore che Plinio si immaginava. E che tipo di lettore ci poteva essere di opere di questo genere? Naturalmente c'è il lettore colto, questo va da sé, ma il lettore colto accede alle fonti più specialistiche. L'età imperiale, come è noto, è un'età di apertura sociale, anche a persone che vengono ad esempio dalle province dell'impero, non necessariamente dotate di un cursus di studi particolarmente sostenuto, ma che ambivano a accedere a informazioni, a conoscenze, spesso per ragioni professionali. La corte imperiale offriva molte occasioni di lavoro e di carriera, ma anche spesso per semplice curiositas. La curiositas nel primo secolo, nel secondo secolo, è una dominante che circola in tanti autori, basti pensare a Plutarco, basti pensare a Puleio, è una dimensione di apertura verso conoscenze non solamente riservate a pochi, ma che in qualche modo cercano di essere patrimonio condiviso anche, ripeto, a chi non segue, non ha seguito un cursus di studi. È sufficiente ricordare come, ad esempio, un imperatore come Claudio apra spesso anche le chiavi del potere, diciamo la stanza dei bottoni, ai liberti, ad esempio, a una categoria chiaramente opposta a quella tradizionale dell'aristocrazia senatoria, e questo naturalmente suscitando le polemiche del tempo. Allora, sempre nella stessa lettera, Plinio racconta, ci fornisce il ritratto dello zio, un ritratto, chiamiamolo al lavoro, nel suo laboratorio intellettuale, in cui naturalmente è molto attivo nel suo lavoro di lettura di libri, che l'assorbiva per tutte le per tutta la giornata, lo teneva anche impegnato laddove era atteso a compiti di grande rilevanza, come quello di essere consigliere di molti imperatori, da Vespasiano in particolare, e poi con Tito, successore di Vespasiano, che è il dedicatario della Naturalis Historia, a cui, come vedremo, dedica poi un'epistola prefatoria di particolare importanza. Leggiamo solo la battuta finale della mia slide. Veniva letto un libro, egli faceva delle osservazioni e individuava brani da citare. Era anche solito dire che nessun libro è così cattivo da non giovare per qualche aspetto. Quindi, secondo Plinio, non può esistere un libro sbagliato. Persino dal libro pessimo si può almeno ricavare almeno una cosa utile. Allora, molto celebre è questa lettera, la lettera 16 del sesto libro, ripeto, indirizzata a Tacito. Sono le lettere in cui Plinio racconta la morte dello zio. Sono la lettera 16 e la lettera 20. In un suo importante saggio, Marcello Gigante ha definito queste due lettere in un modo molto pertinente. La lettera 16 è la lettera per la storia, cioè appunto le notizie relative a quello che Plinio è stato in questa occasione, e come appunto lui si è saputo comportare non solo personalmente, ma anche dimostrando, e questo è un altro punto importante, il suo amore per il sapere. L'altra, la lettera 20, è invece per usare la terminologia di Gigante, la lettera per la cronaca, in cui sostanzialmente Plinio parla della propria reazione e ci descrive i fenomeni accaduti, quindi è una fonte anche per chi si occupa di storia della scienza, in particolare di storia della vulcanologia, ma la morte dello zio e la figura dello zio è più in sottofondo. Allora, in questo caso, Tacito, che forse sta scrivendo le storie, chiede notizie a Plinio relative appunto allo zio, e in modo tale ricorda come la sua opera rimarrà appunto immortale, e in questo caso associa la capacità di superare il tempo anche grazie allo stesso intervento di Tacito. Peccato che la parte relativa a questa sezione non ci è giunta delle storie, anche se Tacito allude più volte all'eruzione del Vesuvio, ma paradossalmente è proprio la lettera di Plinio a Tacito a garantirci appunto questo ricordo e questa
appunto capacità di superare la barriera del tempo, che è una prospettiva appunto a cui Plinio il Giovane proietta la produzione dello zio. Ecco che vi dicevo lo scopo della Naturalis Historia. Nella prefazio a Tito, in questa epistola prefatoria, Plinio sottolinea alcuni aspetti in modo particolare, che sono naturalmente spesso dei topoi che vengono riutilizzati, ma disposti in una maniera, per così dire, molto originale. Plinio rivendica innanzitutto l'originalità della sua opera, il fatto di non aver percorso appunto strade già battute da altri autori, né latini né greci. E in modo particolare vuole sottolineare come si trovi anche nella difficoltà di fronte a una materia così vasta di dover scegliere un linguaggio adatto per ciascun elemento. E qui torna il tema delle gestas della lingua latina, della povertà della lingua latina nel definire i temi, appunto soprattutto di ordine scientifico e filosofico, che come sappiamo ha una matrice lucreziana, e Lucrezio è uno degli autori che naturalmente c'è dietro al pensiero di Plinio, un pensiero che diciamo di matrice vagamente stoicheggiante, che però potremmo, anche qui usando un termine moderno, definire sicuramente un pensiero laico, cioè un pensiero in cui c'è molta riflessione proprio sull'analisi in sé dei fattori della natura. E in questo aspetto, ripeto, si colloca l'obiettivo. L'obiettivo è quello di scrivere una enciclopedia, quindi parla appunto di questa cultura enciclopedica che è tipica, come ho detto prima, del primo secolo d.C., sottolinea la difficoltà di realizzare un'opera così complessa, ma soprattutto a cosa punta? Punta al diletto dei lettori. Quindi si colloca in quella dimensione tipicamente anche questa matura, basti pensare anche alle riflessioni che su questo tema ha fatto precedentemente Orazio, sul doppio canale, diciamo così, sulla sinergia del docere, quindi dell'intento di portare notizie, portare informazioni a chi non ne ha, ma nello stesso tempo nel delectare, cioè nel suscitare l'interesse e l'attenzione del lettore. Quindi l'obiettivo di Plinio è quello insieme di insegnare divertendo e dilettando i lettori, stando attento appunto alla difficoltà del tema e al rischio di scivolare facilmente, soprattutto in caso di grandi cataloghi, nella noia di chi legge. Però attenzione, questo aspetto che, ripeto, è realizzato, come potete vedere facilmente, dal riuso di molti topoi tipici della letteratura di quel periodo e non solo, quindi il tema e il fatto di essere un tema difficile, un tema nuovo, il fatto di essere il primo ad affrontarlo, la difficoltà della materia affrontata, del modo di realizzarla, come è stato ampiamente notato, si colloca però all'interno di una vera e propria tradizione culturale. E qui mi riaggancio in particolare ai numerosi contributi di una studiosa fiorentina, Sandra Citroni Marchetti, che a Plinio ha dedicato 2 libri, e in modo particolare ha sottolineato come la tradizione di Plinio vada giustificata sotto il piano antropologico, che è sostanziato appunto da un moralismo di marca vagamente stoicheggiante, tipico di quel periodo, che si ritrova anche in autori come Seneca, Tacito, Giovenale, ma che trae radice in modo particolare dal grande antico archetipo di Catone il censore e più vicino da Sallustio. Sallustio che per primo aveva abbinato il rischio della, diciamo, negativo della luxuria e della avarizia. E questi 2 temi della lettura del moralismo si inserisce proprio quella della visione della natura. Allora, questo passo, breve passo del secondo libro della Naturalis Historia, è un elogio della terra. Quindi in questo caso la terra vista come madre, come appunto è la divinità che ci accoglie alla nascita,
una volta nati ci nutre e dopo che siamo stati messi al mondo una sola volta anche ci sostiene. È appunto colei che ci ha allevati, ma di fronte alla terra, come si comporta l'uomo? Ecco che emerge questa consapevolezza, ecco un aspetto di modernità del pensiero di Tacito. Se la terra è appunto l'elemento che nutre l'uomo, che appunto è l'elemento più sacro, contro il quale l'uomo si mostra ingrato, allora come si pone l'uomo nel suo rapporto con la terra e con la natura? Ecco che appunto c'è l'ingratitudine degli uomini, sempre nello stesso, qualche paragrafo dopo, sempre nello stesso passo, in cui appunto l'uomo cosa fa? Sfrutta in maniera, diciamo, incontrollata e incontrollabile le risorse naturali. Mi limito solo a leggere qualche pezzo. Penetriamo nelle sue viscere, scavando vene d'oro e d'argento e miniere di rame e di piombo, anche gemme. Estraiamo le sue viscere affinché una gemma sia portata dal dito con il quale viene cercata. Quante mani si logorano affinché risplenda una sola falange. Naturalmente la polemica è associata al lusso, alla luxuria, all'amore per il lusso esagerato che spinge gli uomini da un lato all'avidità, e qui ci ricolleghiamo alla tradizione del moralismo, ma anche proprio alla consapevolezza dello sfruttamento delle risorse appunto della terra. Plinio è consapevole che la natura, che l'uomo nei primi libri parla appunto della cosmologia, poi a un certo punto inserisce la storia naturale e nel settimo libro il primo di cui parla è l'uomo. Certamente per gli stoici l'uomo è l'animale dotato di logos, l'uomo, la natura è fatta per l'uomo, sì, però l'uomo ha anche il compito di proteggerla, anche perché l'uomo è sostanzialmente il più debole degli animali. Tant'è vero, e qui, anche qui ci sono, Plinio si richiama a una lunga tradizione di marca soprattutto lucreziana, nel settimo libro, nell'inizio del settimo libro, allude appunto al ruolo che la natura ha avuto per l'uomo. Ma la natura cosa è stata per l'uomo? Una madre benevola o una bieca matrigna? Il tema della natura matrigna che attraversa anche la cultura occidentale arriva, come ben sappiamo, a Leopardi. Solo l'uomo abbandona nudo sulla nuda terra, e qui il gioco anche di questo poliptoto nudum nuda che rimarca la fragilità dell'uomo al momento della nascita, a vagire e a piangere subito, il pianto del bambino visto come il segno dell'infelicità che lo aspetta nella vita. Nessun altro di un così gran numero di animali è votato alle lacrime, e immediatamente fin dal principio della vita. E poi la conclusione, molto amara: se l'inizio è questo, davvero folle è chi crede di essere destinato a primeggiare. Quindi, se è vero che l'uomo ha una sorta di centralità naturalmente nel sistema naturale, si deve però ben guardare dallo sfruttare e dal ritenersi padrone della natura, in grado di modificarla in maniera arbitraria. E, come vi dicevo, a monte di queste riflessioni c'è Lucrezio. C'è un celebre passo del quinto libro in cui, praticamente ripreso alla lettera, vedete questo appunto giacere nudo del bambino, bisognoso di qualsiasi supporto vitale, quando appunto la natura lo proietta dal ventre materno appunto alla luce e riempie con il suo lugubre vagito. Lugubre, questo ha un valore qui fonosimbolico, questa U che allude quasi all'idea della morte, del dolore, riempie tutto col suo vagito, come appunto resta come giusto per chi deve affrontare nella vita un così grande numero di mali. E con questo appunto, questa idea dell'umanità in Plinio e della sua, collocata all'interno del suo sistema di pensiero, delle sue coordinate culturali, che do adesso la parola alla professoressa Romano. Tanto comincio, ringrazio per questo invito, mi fa molto piacere essere in questa sede. Forse non ho
Si sente, insomma, mi fa molto piacere essere in questa sede e ringrazio Sergio sia per l'invito, per avermi coinvolto, insomma, in questa presentazione, sia perché veramente ha fatto una presentazione che ha dato il quadro complessivo. Eravamo d'accordo così che lui avrebbe dato un quadro complessivo. Certo, ci sarebbe tantissimo da dire su Plinio e sulla Naturalis Historiae. Io ho pensato di, fermo restando che il quadro generale lo ha fissato molto bene e che ha toccato dei temi anche che io do per presupposti, però mi aggancio alla sua presentazione con un tema che non direi specifico, perché rappresenta un'importante, sì, una delle dimensioni più importanti della trattazione di Plinio nella Naturalis Historiae, e proprio che sviluppa un po' la domanda che è stata posta di fronte alla terra, di fronte alla natura, come si comporta l'uomo. E, e in parte abbiamo già visto degli esempi da altri libri. Io invece prenderò degli esempi dagli ultimi libri, gli ultimi libri della Naturalis Historia, che sono quelli dedicati alla mineralogia. Cercherò di dire perché, ma prima vorrei riprendere un'altra frase che mi è piaciuta molto, la domanda iniziale. In un'accademia come questa, o anche come quella a cui appartengo, l'Istituto Lombardo, Plinio dove sarebbe cooptato come socio oppure poi come membro? La classe di lettere o la classe di scienze? Appunto. E allora la classe di scienze, certo, in questo periodo, in questi mesi di celebrazioni del bimillenario, la dimensione scientifica del discorso di Plinio viene sottolineata, ma questo testimonia il progresso degli studi, del progresso i cambiamenti anche che ci sono stati all'interno della critica, perché fino ad alcuni decenni fa Plinio non veniva considerato uno scienziato, veniva molto svalutato. Diciamo, la sua opera sul piano scientifico veniva svalutata. E perché veniva svalutata? Soprattutto per due motivi. Il primo motivo è stato detto prima, la dimensione moralistica, cioè una scienza che non è autonoma, ma che è in un certo senso subordinata all'etica, e quindi il sapere scientifico che deve essere utile, e questo eticamente è appunto accettabile, ma quando la scienza invece è finalizzata a nuove forme di lusso o di accumulo di ricchezza, la luxura e l'avarizia, anche questo è stato detto, allora viene condannata. Inutile dire che in 37 libri, anche molto ampi, ciascuno molto lungo, ci sono delle contraddizioni, cioè Plinio non ha un'unica posizione riguardo al rapporto tra ricerca scientifica e il lusso, la ricchezza, la ricerca di ricchezza, eccetera. Però la dimensione moralistica è stata vista come un argine proprio al discorso, alla scientificità del discorso. E si è detto di Plinio quello che un po' si diceva proprio di Sallustio, è stato citato prima, grande esponente del filone moralista nella letteratura latina, nel pensiero, anche nel pensiero romano. Il moralismo è un ostacolo a una storiografia, nel senso in cui la storiografia scientifica, come la intendiamo noi. Così la stessa cosa vale per il discorso scientifico di Plinio. Poi c'è un altro motivo, e su questo non ritorno, ma c'è un altro motivo che è quello da cui ora voglio partire. Per alcuni punti ho individuato alcuni punti che secondo me sono legati da un filo. E cioè il tema dei cosiddetti mirabilia. Ciò che è meraviglioso, ciò che è straordinario, ma straordinario quindi ciò che deve essere ammirato, ma suscita stupore soprattutto perché è al di fuori del normale. La Naturalis Historia è piena di notizie che oggi potremmo definire notizie incredibili,
mirabili, nel senso proprio che lasciano stupefatti. E tutta questa serie di mirabilia è stata interpretata come una dimensione poco scientifica, parascientifica. Quindi questo era, io voglio partire proprio dai mirabilia, e qui infatti ho messo mirabilia natura e miracula nostrum. Perché? Quello che vedete in questa prima slide è l'inizio del 37° libro. Il libro 37° è l'ultimo, quindi quello con cui si conclude l'intera opera, ma si conclude innanzitutto la sezione dal libro 33 fino al 37 dedicata al regno minerale. Come vedete, restano da trattare le pietre preziose e la magnificenza della natura che vi si concentra in uno stretto spazio. Ecco, secondo alcuni è il capolavoro della creatività della natura è proprio nelle pietre preziose, perché sono molto piccole e in piccolo spazio c'è la perfezione. Ora questo libro quindi si apre con la celebrazione della natura. Della natura perché è generatrice di mirabilia. Uso il termine tecnico perché è un po' difficile, latino, perché è un po' difficile trovare proprio un corrispondente lessicale, concettuale sì, ma lessicale è difficile. Del resto, questo libro, il 37°, poi si chiuderà con un'invocazione alla natura come madre, anche questo è stato detto, la natura come parens, rerum omnium, quindi la natura madre di tutto. Quindi ad apertura e chiusura dell'ultimo libro c'è la lode della natura, come della natura generatrice. E comunque questi libri, gli ultimi 5 libri di quest'opera enciclopedica, sono quelli che forse più di tutti gli altri testimoniano una tensione che esiste nell'opera, e che è quella che in parte possiamo rispondere così alla domanda che è stata posta prima, cioè la tensione fra la natura e l'uomo. Ci sono due polarità. Il macroorganismo, la natura vivente e produttivo, e l'uomo come microcosmo, l'uomo con la sua attività e la sua capacità di operare nella natura e di trasformarla o addirittura creare una nuova natura. È una tensione, insomma, sono due poli. Questa tensione attraversa tutta l'opera, però trova il suo culmine nei libri dedicati al regno minerale, perché questo era il luogo privilegiato della trasformazione della materia, della manipolazione della materia a fini produttivi, fino alla realizzazione estrema che è il prodotto artistico. E infatti sono anche in questi libri si trovano anche molti riferimenti a una vera e propria storia della scultura, ma anche della pittura, quindi delle arti, che sono la manifestazione estrema della capacità trasformatrice da parte dell'uomo sulla materia. Quindi, per esempio, la tecnica degli orafi e dei gioiellieri trasforma i metalli e le pietre preziose. La scultura trasforma il marmo, ma anche il rame, il bronzo. La pittura trasforma le terre colorate e in generale i pigmenti naturali. Quindi l'artificio manipola, che nel regno minerale appunto trova il terreno più adatto, manipola gli elementi creati dalla natura, ottenendo nuovi risultati che sono degni di stupore, così come le creazioni della natura. Quindi esistono i mirabilia anche realizzati dalle capacità inventive e pratiche dell'uomo. Quindi la magnificenza della natura e l'ingegnosa inventività dell'uomo finiscono per convergere in esiti che potremmo dire meravigliosi, tra virgolette, in due dimensioni parallele che trovano espressione nella... Per andare avanti ecco qui, Urbis, trovano questa espressione nella corrispondenza simmetrica che c'è fra l'inizio, quello che abbiamo visto prima, l'inizio dell'ultimo libro, il 37°, e il passo centrale del 36° libro, che è dedicato alla rassegna delle meraviglie della città di Roma. Meraviglie che
si collocano al vertice di una rassegna di meraviglie costruita dall'uomo. Tutto il libro, insomma, passa in rassegna queste le meraviglie anche di tutto il mondo conosciuto. E il culmine sono quelle di Roma, che dimostrano che anche in questo modo Roma ha trionfato sul mondo intero, dice Plinio. Quindi Roma non solo ha conquistato il mondo, ma ha costruito tante meraviglie che esse sarebbero sufficienti a riassumere in uno spazio limitato un altro mondo, un vero e proprio altro mondo, quello che dice qui. Se raccolte tutte insieme e accumulate in un solo mucchio, risulteranno tanto grandi quanto la descrizione. Questo concetto, questa immagine del mundus alius, che è molto nota, molto famosa e molto espressiva. È chiaro che questo è un passo che ha una curvatura ideologica, filo romana, soprattutto filo romana e filo imperiale. Ma qui, quindi, Plinio non fa altro che riferire in particolare ai romani quella creatività e quella abilità che di solito sono attribuite all'umanità in generale, che appunto, grazie al suo talento e alla capacità di capire come si usa ciò che si trova in natura, riesce a realizzare, l'umanità riesce a realizzare veri e propri mirabilia. Quindi esistono i mirabilia della natura e i mirabilia dell'uomo. Ora, e andiamo però a un altro punto, il secondo punto. E il secondo punto è una frase: l'uomo ha imparato a sfidare la natura. Diciamo, questo forse è un discorso, un punto generale su Plinio, non so se Sergio sarà d'accordo. Nella Naturalis Historia non si trova un pensiero sistematico, anche se chiaramente ci sono alcune matrici, si parlava prima della matrice stoica, però da parte dell'autore non c'è un pensiero sistematico, c'è un intreccio di filoni di pensiero che attraversa l'opera. Ciò va apparentemente a scapito dell'organicità tematica e anche della coerenza discorsiva. Però dalla trattazione si può estrarre un intreccio di reti concettuali. E queste reti concettuali ci aiuta a individuarle l'uso che Plinio fa di alcuni moduli espressivi, perché gli piace inframmezzare i suoi discorsi con alcune frasi brevi e lapidarie, delle sentenze proprio, no, sentenze più tecnicamente, che certamente per lo più sono riconducibili a una dimensione moralistica, sicuramente. E sono poi i puntelli di questa rete discorsiva. Una di queste sentenze è appunto quella che qui ho citata, e siamo nel 33° libro. È un'affermazione molto breve, una sentenza appunto in cui si condensa il rapporto fra uomo e natura, che qui viene inteso come una sfida che l'uomo ha imparato a lanciare e a sostenere, a provocare appunto. Quindi la tensione immanente fra natura e uomo qui si precisa nei termini di un rapporto di sfida, un rapporto conflittuale alla radice. Quindi è un rapporto che è destinato a concludersi di volta in volta con un vincitore e un vinto. Potremmo dire che questa lapidaria sentenza è quasi un commento, potremmo considerare un commento ad alcuni passi. Ce ne sarebbero più di uno, io mi limito, ho messo, forse era quella ancora principale, sì. Il 33°, non ho messo tutto il passo, è molto lungo, lo riassumo. Il libro 33°, che è il primo libro di questo blocco dedicato alla mineralogia, si apre con una descrizione molto drammatica sui rapporti fra uomo e ambiente, che è caratterizzata dalla denuncia di una prospettiva antropocentrica in cui la natura risulta strumentalmente asservita all'uomo. Lo riassumo, passa appunto all'inizio del libro 33°, lo riassumo e lì ho messo quali sono i temi principali, le linee che vengono fuori. Allora, Plinio annuncia che tratterà dei metalli. Apre la sezione mineralogica
ma immediatamente introduce un'idea, e cioè l'idea dell'esplorazione dell'interno della Terra. È un tema che ritorna, lo ha toccato anche prima Sergio, e questo mi fa piacere, questo collegamento. Quindi l'idea, l'esplorazione dell'interno della Terra, che viene condotta in vari metodi. Il Plinio usa per indicare questa ricerca il verbo esquiro, quindi un composto di quello, quindi una ricerca, e usa anche, dice, cura. Quindi esquirere, cura, cercare con scrupolo, quindi una scrupolosa ricerca. Ma qui questa ricerca è negativa, è di segno negativo, come conferma il seguito del discorso. Si capisce che le finalità di questa ricerca sono la ricchezza, il piacere, appunto l'avarizia, la luxuria, o anche, in questo passo, la sconsiderata passione per la guerra, i metalli, le armi, e quindi la passione per la guerra. Riassumo, Plinio dice: scaviamo la terra per arrivare a tutte le sue fibre, alterando il suo equilibrio. Viviamo sopra le cavità così prodotte e non dovremmo meravigliarci se talvolta essa si spalanca o trema. Profaniamo la terra, entriamo nelle sue viscere, la scaviamo per strapparle i suoi segreti, ciò che aveva tenuto nascosto in profondità. Lei, che è tanto benevola e generosa, di beni a portata di mano, per esempio le messi di grano. Invece, non contenti delle sue elargizioni, scaviamo in profondità per cercare altre risorse, e non per il sostentamento vitale o per le cure mediche, ma per il lusso. Solo che queste risorse, a differenza del grano, dei frutti, della vite o dell'olivo, non ricrescono rapidamente, anzi sono destinate a esaurirsi. Questo passo mi è capitato di ascoltarlo spesso, cioè riferimenti a questo passo, naturalmente in questo periodo di celebrazioni, che in, in questo e anche in uno che successivo, che però salterei perché per ragioni di tempo, che riguarda la devastazione, in particolare la devastazione delle montagne e le sue conseguenze, fanno vedere un Plinio ecologista ante litteram. E quindi questi sono passi che oggi un filone recente della critica, l'ecocritica letteraria, che però ancora non ha molto affrontato testi antichi, ma si rivolge a testi moderni, sicuramente collocherebbe tra testimonianze molto importanti. Quindi Plinio descrive con una efficacia impressionante l'appropriazione violenta operata sulla terra, cioè la terra viene asservita all'uomo perché si possano accumulare sempre maggiori ricchezze e realizzare forme sempre più raffinate di lusso, cioè di luxuria, forme quindi avarizia e luxuria. C'è proprio questa dinamica. È un rapporto scorretto fra uomo e natura, che determina anche, questo mi sembra importante, un'applicazione scorretta della ricerca. Cioè la ricerca, invece di essere mirata ad acquisire nuove conoscenze in un progresso positivo, viene messa al servizio di un fine che è distruttivo, almeno distruttivo nei confronti della natura. E anche dell'uomo stesso, autodistruttivo, perché Pio dice queste risorse alla fine a un certo punto finiscono. È veramente a me non piace molto dire che gli autori antichi sono attuali, nel senso c'è questa attualizzazione, sappiamo, però effettivamente impressiona molto anche la nostra sensibilità odierna. E questo è dimostrato dal fatto, non li passo in rassegna, ma fidatevi, che in questi pochi paragrafi, cioè sono 6 paragrafi con cui si apre il 33esimo libro, ricorre con una notevole densità il verbo quero, quindi i verbi della ricerca: quero, esquiro, poi anche persequor, e della scoperta e anche di ciò che si trova, dell'esito, quindi invenio, reperio, o anche escogito, che è proprio il verbo dell'inventività. Quindi è un lessico intellettuale, però questo lessico intellettuale qui ha una connotazione negativa, perché Plinio punta il dito sulle applicazioni perverse
della ricerca che in un diverso contesto culturale e sociale sarebbe l'attività forse più nobile fra le attività umane. E questo appunto ci sarebbe anche, ma questo lo salterei perché sceglierei invece di concentrarmi anche sulla, forse ancora, ecco, qui ci sono 2 riferimenti che riguardano la devastazione delle montagne. Salto un passo sempre del 33esimo libro, invece il 36, ancora una volta un inizio. È stato notato che gli ultimi libri hanno degli inizi, non sono dei veri e propri proemi, però sono delle sezioni introduttive molto ampie, come in un impegno crescente da parte dell'autore. L'oggetto del libro 36 è il marmo. E fin dall'inizio il tema dominante è quello della devastazione delle montagne e dello sventramento delle cave. Dice Plinio, riassumo anche qui, le montagne la natura le aveva fatte per sé come una sorta di scheletro che doveva consolidare le viscere della terra e frenare l'impeto dei fiumi. Noi invece le tagliamo a pezzi e le trasciniamo via senza nessun altro scopo che i nostri piaceri. Ritorna il tema moralismo. Cioè questa distruzione sistematica delle montagne è finalizzata al piacere e alla ricerca del lusso, cioè si cercano soluzioni architettoniche sempre più originali e raffinate e costose anche, quindi marmi nell'architettura. E a questo amore per il lusso si deve anche l'invenzione della tecnica di tagliare e sezionare il marmo sulla sabbia. Questa è una pratica che viene condannata con una definizione veramente con un'espressione audace, fraus artificum ausa est, cioè proprio l'inganno, la frode, l'inganno degli artigiani ha osato, è un'espressione veramente, scusando il bisticcio di parole, audace, perché accosta l'audacia della sfida, l'audacia che di per sé è una spinta alla ricerca, al vero e proprio dolo con cui gli artigiani che lavorano il marmo usano un materiale diverso. La sabbia, appunto, inseriscono la sabbia nel marmo con un vero imbroglio, cioè nella sua capacità di manipolare e trasformare gli elementi naturali. L'inventività umana si volge verso l'inganno e quello dell'inganno, della fraus, è un concetto centrale nella rappresentazione che Plinio dà dell'artificiale. E ancora una ecco, scogitata fraus, se questa è la frase che ho citato prima. Plinio usa molto il lessico dell'adulterazione, ma adesso lo vedremo meglio, quindi fraus, mento, mentire, menzogna, imbroglio. Il prodotto artificiale ha dentro di sé una componente proprio di inganno, addirittura di imbroglio. Ecco qui, ingegno, arte, natura, me facente, è un'altra formula pliniana, un'altra dimensione del rapporto fra il naturale e l'artificiale. Siamo a un certo punto, quella frase, anche se lì saltata, scusate, è verso la fine del libro 36, quindi il libro sul marmo cui accennavo prima. Plinio fa un bilancio momentaneo, perché poi aggiungerà un 37esimo libro, un bilancio di quello che ha affrontato nei libri precedenti, cioè quelli mineralogici, e dice di aver esaurito la trattazione su tutti i risultati raggiunti. Lui dice dall'inventività, è lì che c'è quella frase, l'inventività la quale mediante la tecnica realizza la natura. Quindi l'ingenium che con l'ars, con la tecnica, fa addirittura, realizza, ma faccio, dice il testo latino, addirittura fa un'altra natura, come se la creasse. Ma in che senso l'artificiale, no? L'ars, quindi la dimensione dell'artificio, l'artificiale realizza il naturale, il verbo faccio. No? Allora qui bisogna dire che noi abbiamo visto una sfida alla natura molto violenta, quella
sulla terra, scavare la terra, devastare le montagne, ma c'è una forma meno aggressiva di sfida alla natura, però pur sempre fondata sull'esercizio di un dominio. E in particolare la capacità umana di imitare e riprodurre i prodotti della natura, oppure mescolare gli elementi naturali realizzando nuovi prodotti. Però attenzione, questa trasformazione della natura sotto l'azione della mano dell'uomo, per lui, per Plinio, non è una sperimentazione finalizzata al progresso scientifico, ma un insieme di pratiche che hanno come risultato una vera e propria adulterazione della natura. Perché all'origine, come fine anche, c'è di nuovo la ricerca continua di nuovi oggetti. Perché? Per il lusso, cioè nuovi oggetti per nuove forme di lusso. E questo tema appunto è un tema che attraversa un po' tutta l'opera, ma soprattutto viene sviluppato negli ultimi libri, perché si parla appunto di metalli. È grazie a tecniche come la tintura o la fusione dei metalli che gli elementi naturali vengono manipolati e se ne ottengono di nuovi. Ma questa produzione è una adulterazione. C'è un passo, non negli ultimi, ma nel nono libro, in cui c'è una figura etimologica, no? Adulterare, adulteria, adulterare gli adulteri, cioè è proprio molto densa, che volutamente una ridondanza concettuale attraverso la figura etimologica, il verbo adultero è il sostantivo adulterium, che contiene l'idea di una mescolanza illecita e innaturale. Quindi anche in questo caso noi troviamo, ecco, lo dicevo già prima, una rete lessicale connotata negativamente, che rinvia alla sfera della mescolanza illecita e innaturale. Rinvia alla sfera, scusate, della mescolanza, sì, illecita e della falsificazione fraudolenta. Per esempio, la notizia sulla doratura del rame. Il metodo corretto sarebbe quello di dorare il rame usando l'argento vivo o mercurio. Ma non si è trovata un'altra tecnica di trattare il rame come il fuoco e spegnerlo con l'aceto, ma questo è un inganno. Ecco, viene escogitata fraus est. Questa è stato trovato, non è stato trovato un metodo alternativo, è stato trovato un inganno. Quindi dove l'inventività della escogitatio, escogitare è proprio il verbo dell'inventare, anche teoricamente, dell'invenzione anche teorica, viene accostato appunto a un termine negativo come l'inganno, indicando il risvolto negativo della ricerca. La ricerca può avere un risvolto negativo, può avere effetti perversi e Plinio è stato uno dei primi a porsi questa domanda, che poi è una domanda che sarà soprattutto nell'età moderna, cioè l'ambiguità dell'uso del sapere scientifico e della tecnica. Bene, molti elementi del regno minerale possono essere falsificati, specialmente i metalli e i colori. Plinio li passa tutti in rassegna, indica i prodotti naturali e le zone geografiche del mondo in cui si trovano, l'oro, l'argento, vabbè, poi i colori più costosi, il cinabro, tutti i colori. Però i riferimenti a questa produzione artificiale appaiono sempre entro una trama lessicale connessa alla sfera concettuale dell'inganno e della contraffazione. C'è un uso continuo di questi termini, appunto il verbo adulterare, falsum, il falso, la menzogna, l'inganno, mentire, ciò che è ingannevole, quindi è questa la sfera. Quindi la sperimentazione non porta in sé il segno di un progresso nello sviluppo della civiltà umana, ma viene condannata come un insieme di pratiche di contraffazione. E mi avvio a chiudere con un'ultima osservazione, proprio il tema del falso. Però noi siamo su un crinale scivoloso. Il crinale è scivoloso perché che cosa separa la capacità
ingegnosa di imitare la natura, che è prova appunto di ingegnosità, di capacità, di talento umano, e addirittura riprodurla, che cosa la distingue dalla falsificazione fraudolenta? Ebbene, non è facile stabilire un confine. Il fenomeno è lo stesso, è un unico fenomeno che assume contorni diversi a seconda dello sguardo che si assume. Perché la natura che viene riprodotta grazie alla ingegnosità umana, da un altro punto di vista, può essere vista come una natura finta, falsificata, contraffatta, adulterata. È uno sguardo moralistico di Plinio che ci indica questo aspetto, per così dire, doloso dell'artificio, l'artificio in quanto inganno. Ma Plinio sapeva bene quanto fosse difficile, anzi impossibile, arginare con le sue considerazioni moralistiche la crescente diffusione di un'industria e un commercio del falso che rispondevano alle esigenze di una società sempre più attratta dal lusso e da stili di vita ricercati, una società allargata, che si era molto allargata nella dimensione imperiale, e poi anche quello che diceva prima Sergio, anche l'apertura, anche la, la ricchezza di nuovi ceti, insomma, cioè c'era una composizione sociale che chiedeva lusso e chiedeva anche prodotti falsi. Quindi sulla diffusione dei prodotti contraffatti nell'economia e nei comportamenti sociali del mondo imperiale contemporaneo, Plinio ci dà una testimonianza preziosa verso la fine dell'ultimo libro, ed è quest'altra sentenza, insomma, veras, che significherebbe veras gemmas, a falsis discernere. Distinguere, leggo riassumo, distinguere le pietre preziose vere da quelle false è molto difficile, dato che si è escogitato il modo di trasformare pietre vere di una specie in pietre false di un'altra, e poi fa degli esempi. Cioè, c'era un'industria del falso. A margine di questa industria del falso esistevano anche, dice Plinio in questo passo, riassumo, autorevoli trattati, che io non indicherò, dice, autorevoli trattati sui modi di dare al cristallo la tinta dello smeraldo o di altre pietre trasparenti, e di fare tutte le altre pietre con altre, perché non c'è al mondo frode più lucrosa di questa appunto, l'industria del falso. E così apprendiamo della produzione e circolazione addirittura di manuali di istruzioni fornite a chi volesse praticare questa lucrosa produzione. Anche in questo caso Plinio la chiama fraus, questa appunto è una fraus, però è una fraus lucrosa. Proprio Qui Plinio non parla solo come critico dei comportamenti sociali, ma parla anche come autore, nella sua consapevolezza di autore, di scrittore, di autore letterario, perché dichiara di volersi contrapporre a questo genere di scrittura, a questi manuali, e annuncia invece una breve esposizione sulle prove volta a smascherare le frodi sulle pietre preziose. E quindi paradossalmente diventa difensore del lusso, perché dice: io, al contrario di questi autori che non nomina, io mostrerò il criterio per scoprire le pietre false, perché contro le frodi è giusto che anche il lusso sia difeso, la luxuria, cioè è un caso estremo in cui dice: ma difendo pure il lusso, la luxuria, che pure c'è apparente contraddizione. Bene, finisco. Questo di fatto è questa di fatto è la conclusione della Naturalis Historia, che si conclude di fatto con queste prove. Tecnicamente si chiamano prove docimastiche, no? Per mettere alla prova, per saggiare la genuinità di una pietra. Perché subito dopo l'autore dirà di avere completato l'illustrazione di tutte le opere della natura. Siamo alla fine del 37° libro, dirà di avere finito, e ci sarà solo un rapido riepilogo dei prodotti di cui ha parlato e delle zone geografiche. A me sembra che
forse non sia un caso che uno degli ultimi argomenti offerti al lettore della Naturalis Historia sia lo smascheramento del falso, e cioè di fatto una condanna dell'artificiale rispetto al naturale. Vi ringrazio. Grazie per questo viaggio appassionante nell'antichità romana e nei suoi costumi, nella sua preveggenza, e che cosa i pensatori del primo secolo dicevano sulla speculazione, in fondo. Poi il lusso e la speculazione, oggi lo chiameremo il profitto, no? La ricerca del profitto a tutti i costi, per cui sì. E poi la differenza fra il naturale e il non naturale, che è una antica problematica. E qui ci sono sicuramente delle curiosità, delle domande a cui anche dai nostri ascoltatori lontani, eventualmente, se c'è qualche domanda. Prego. Tanto complimenti per quanto ci avete espresso, quanto ci avete raccontato. Devo dire che io sono di scienze e devo dire che sentendo questo e avendo letto qualche pezzetto di storia naturale, dico Plinio fa parte della classe di scienze. Però quello che Plinio ha messo in evidenza è una cosa, lei ha detto che non le piace dire attuale, ma è una cosa estremamente attuale. Ha messo in evidenza delle cose, delle incongruenze, delle situazioni veramente pesanti dell'azione dell'uomo contro la natura, che sono attualissime. Oggi, in questi anni, in tutti questi anni, stiamo parlando di cambiamento della natura, dell'uomo che distrugge la natura. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente Plinio è attuale e ha visto molto lontano. Però nello stesso tempo Plinio è anche, come dicevate, un letterato, un fine storico, eccetera. E questo forse è quello che veramente dà valore allo scritto di Plinio, cioè quello di mettere insieme i due mondi, lettere e scienze, e insieme si può capire qualche cosa di più, ad esempio, dell'azione dell'uomo nei riguardi della natura. Grazie. Allora, poi ti do la parola naturalmente. La ringrazio per questa bella osservazione. Aggiungo anche un altro dettaglio che conferma quello che lei ha detto, perché è vero, noi ci siamo focalizzati sul rapporto con la natura, ma Plinio va anche oltre e riflette ad esempio anche su come tutta questa macchina provochi anche l'asservimento dell'uomo, cioè sia anche contraria all'uomo. C'è un passo molto bello in cui, sempre parlando delle miniere, allude come sia innaturale che un uomo vada a lavorare in miniera, perché andare sotto, che ha anche un grande valore simbolico. Nell'ottica di Plinio, l'uomo è, come abbiamo detto, al centro di questa catena zoologica e anche di costruzione animale. E come tale l'uomo deve guardare al cielo, proprio alzalo. Questa è un'immagine che soprattutto negli stoici torna. L'uomo deve alzare lo sguardo, è fatto per camminare e alzare lo sguardo. E il fatto di lavorare chiuso in miniera, al buio, è quanto di più innaturale e, aggiungiamo, disumano, proprio nel senso etimologico del termine, possa esistere. Quindi la riflessione di Plinio è naturalmente anche legata al dissolvimento, allo sfruttamento dell'uomo, oltre che della natura. E questo poi porta anche delle conseguenze, chiamiamole a catena, perché questa volta, prendendo Tacito, giustamente la professoressa Romano ha messo in luce tutta questa catena economica, ma attenzione, questa catena economica ha anche un valore politico. Aggiungiamo anche un tassello e diventa l'espressione, lo dice chiaramente nell'Agricola Tacito, quello che noi chiameremmo soft power, cioè degli strumenti di potere con i quali del lusso, degli status symbol che vengono portati, che diventano a loro volta strumenti di colonizzazione
e parliamo dell'impero romano naturalmente, di asservimento, e di asservimento attraverso il lusso e il benessere, che porta a una omologazione delle culture. Quindi sono temi di enorme attualità. Certamente c'è un significato, sono appunto i beni che circolano nell'impero. Che vengono, naturalmente c'è tutta una rete di importazioni, esportazioni, eccetera, e poi c'è questa diffusione attraverso un sistema, quello imperiale, almeno in questa fase, questo alto imperiale, diciamo, siamo ancora nel primo secolo d.C., che è molto capillare attraverso una rete molto gerarchica, molto capillare, e che sicuramente, l'industria del falso è molto significativa da questo punto di vista. Non era forse concepibile ancora alla fine, nella tarda Repubblica, quando le elite si procuravano i beni autentici, quindi la vera porpora, le vere perle, quindi invece in questo allargamento dice esattamente quello, sono perfettamente d'accordo. Una risposta, la questione io quando dico, un poco anche come una battuta, non mi piace molto dire questo è attuale, perché? Perché l'attualizzazione riduce la distanza storica, cioè spesso si sentono delle letture di autori antichi, di classici greci e latini, che tendono proprio ad annullare la distanza storica e a contestualizzare l'opera appunto nell'epoca in cui è stata scritta, nel contesto anche sociale, nel contesto storico in generale, vedendo un poco quasi come se fosse un testo contemporaneo. Ecco perché dico, ovviamente però che chi legge a volte certi passi rimanga impressionato, è inevitabile che faccia anche dei collegamenti, dei paragoni. Questo sicuramente è vero, è attuale. Ecologista ante litteram, appunto, la fine, l'esaurimento delle risorse, dicevo prima, ma solo che lui diceva si esauriranno i marmi, ma non si esauriranno la vita, l'olivo, il grano, parla del dissesto idrogeologico, no? Appunto le montagne dovevano frenare anche l'impeto dei fiumi, invece ci sono veramente delle descrizioni che noi potremmo definire con termini nostri, proprio nostri, quindi senz'altro. E ce ne sono diversi. L'ultima cosa, è uno scienziato, quindi lo mettiamo nella classe di scienze, però è contemporaneamente un letterato. Sì, questa è quell'unità culturale che caratterizza tutta una serie di personalità dell'antichità, ma che corrisponde proprio a un preciso modello culturale, che è quello dell'enciclopedia, perché enciclopedia può significare l'insieme di tutte le conoscenze, come lo intendiamo noi ormai, perché noi enciclopedia intendiamo tutto lo scibile, però originariamente appunto la Encyclus Paideia era un ciclo, Encyclus, cioè era un'educazione ciclica, cioè un ciclo di studi, era un modello educativo e culturale, perché le cose non si distinguono. E questo modello che dominò per tutta l'antichità, in particolare dominava nel primo d.C. e anche Seneca, eccetera, era un modello in cui i saperi che oggi chiameremo umanistici erano accanto a quelli scientifici, cioè in teoria, ma questo già, insomma, già è chiaro in Cicerone, ma in teoria anche chi poi avrebbe fatto altro nella vita, però doveva conoscere anche alcuni saperi scientifici, l'aritmetica e la geometria, l'astronomia, la musica, insomma le cosiddette arti liberali. È un sistema che è durato forse diciamo fino al Medioevo, poi diventano le arti del trivio e del quadrivio, e in fondo ancora nell'umanesimo abbiamo questa unità culturale, ecco, prima che le specializzazioni. Quindi sicuramente questi personaggi rappresentano un'unità culturale che noi forse possiamo avere qualche difficoltà a cogliere, ed è il motivo per cui abbiamo letterati che scrivono di scienza, oppure tecnici che scrivono
che cercano di scrivere come dei letterati e mostrano di conoscere la storia, la filosofia, ecco, quindi l'una e l'altra cosa. Non so, anche Seneca ha scritto un'opera scientifica, Le Naturales Questiones, quindi è perché era un filosofo ma si occupa di scienza, ma era appunto, rappresentano questa unità culturale. Dunque, ci sono 2 interventi, uno in realtà è una considerazione che direi che segue particolarmente l'ultimo discorso, dice: Fabrizio, mi hanno particolarmente colpito le parole di Plinio riguardo al rispetto dell'ambiente, pare un precursore del pensiero ecologico, una grande modernità. Ci sono studi e testi che comparano il pensiero di Plinio e il pensiero moderno, in particolare la salvaguardia della terra e la sua conservazione. Direi che avete praticamente risposto approfondito mentre stava digitando la domanda Fabrizio Fracchia, da una delle persone connesse. E invece Giuseppe ha un'altra considerazione, non tanto una domanda quanto una considerazione. Mi chiedo quanto sia sincero Plinio quando critica la lussuria e lo sventramento delle montagne e quanta ipocrisia ci sia invece nelle sue parole. Chi come lui criticava il lusso, e lo fa in tutta la sua opera, l'uso del marmo, l'uso delle spezie costose, ad esempio il pepe nel libro XII, l'uso dei profumi, eccetera, eccetera, era chi viveva in ville lussuosissime sul Golfo di Napoli, usava le spezie e comprava i profumi. Questa considerazione. Anche Seneca aveva lo stesso problema di contraddizione, ma non si può chiedere di essere francescani ante litteram, si può essere ante litteram in tanti campi, ma... Io direi che al di là della questione personale, perché appunto poi nella vita privata, ecco, io non mi porrei tanto questo problema, come poi, perché appunto come dice Sergio non si può chiedere poi anche questa quella. Io direi che la contraddizione è proprio nella cultura e che questo problema della condannare alcune scoperte del progresso perché sono moralmente riprovevoli, però nello stesso tempo essere a favore del progresso, insomma, della promozione del progresso, è una contraddizione che attraversa un po' tutta la cultura antica. Non so Sergio se tu sei, cioè tutta la cultura antica è il progressismo e l'antiprogressismo. E allora, al di là di quello che poi facevano nelle case che avevano e di come poi vivevano nel lusso, però a parte il fatto che qui c'è tutta una tradizione, quella del moralismo, di cui prima si è parlato, quindi lui recepisce anche degli schemi, che erano degli schemi proprio comuni anche, nel pensiero comune, nel pensiero diffuso. Ma a parte questo, io direi che fin probabilmente già nel pensiero greco, ma sicuramente anche a Roma c'è questa ambivalenza. Questo è stato citato Lucrezio nel quinto libro di Lucrezio. Da un lato l'elogio delle capacità umane che spingono verso il progresso e dall'altra parte invece la condanna degli effetti perversi del progresso. C'è anche in Seneca, da un lato la conoscenza deve andare sempre avanti, però dall'altro lato la condanna di certi, quindi diciamo che sono contraddizioni dentro quella cultura, più che personali, direi. Bene, stasera abbiamo avuto un esempio appunto dell'unità delle culture, grazie ai nostri relatori. E mi è venuto in mente, mi è capitato recentemente di vedere un'intervista con Italo Calvino che gli chiedevano cosa suggerirebbe per i giovani. Ha detto imparare molte poesie a memoria e risolvere dei problemi matematici, per esempio fare a mano le radici quadrate. Io non saprei fare una radice quadrata a mano, temo. Però era proprio quello, appunto abbiamo degli esempi fra questi scrittori anche di cui spesso parliamo, Primo Levi che era un chimico, no? Che hanno saputo vivere con queste due dimensioni, farle dialogare in una maniera sempre produttiva e anche critica, come abbiamo sentito. Ed è molto giusto anche quello che ho sentito dire dell'attualizzazione, che è un argomento sempre pericoloso.
abbiamo avuto una conferenza l'anno scorso sulla famosa cancel culture, perché nel momento che diciamo allora è attuale, allora se dice una cosa che oggi ci fa, allora lo cancelliamo, e questo è il rischio dell'attualizzazione. Invece bisogna vedere naturalmente che uno scrive in un altro tempo, in un altro clima, e non possiamo giudicarlo con il nostro metro di oggi. Se non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo i nostri relatori di essere venuti qui insomma, a insegnarci tante cose, e per alcuni ci rivediamo dopodomani per l'inaugurazione dell'anno accademico, e grazie ai nostri 2 accademici.